festa per celebrare 59 anni di grande musica. L'omaggio a Puccini in apertura della stagione musicale dell'Orchestra di Padova e del Veneto ha celebrato in questa prima il centenario della morte del nostro illustre musicista che ha portato il bel canto nel mondo con una delle sue rare composizioni sinfoniche scritta per il suo saggio al Conservatorio e che già ne mette in luce tutta la potente creatività. Le percussioni e i fiati sono stati gli assoluti protagonisti per una volta di un concerto che, come detto, voleva dare, e l'ha fatto pienamente, l'aria della festa in un clima generale non facile per tutti, ricordato nei saluti iniziali dal presidente Giaretta al momento dell'inno nazionale. Una festa in musica che ha astratto i pensieri alla gioia e alla bellezza della modernità nascente con una esecuzione molto convincente della Rapsodia in blu di George Gershwin, riportando l'attenzione di tutti al piano Gran Coda, nuovo fiammante, firmato Fazioli, appena acquistato per la nuova ala del Conservatorio Pollini nelle ottime mani del pianista Alessandro Taverna, che è anche l'artista in residenza di questa stagione OPV. E nelle pieghe di questa varietà di generi, ritmi e colori della famosissima partitura, Taverna, che alterna una straordinaria carriera internazionale al ruolo di docente anche qui a Padova al Pollini, ha potuto mostrare ancora una volta l'altrettanto iridescente espressione delle sue abilità di virtuoso capace egualmente di trascinare il pubblico in momenti di pura poesia. Finale altrettanto fragoroso la saga per mare Sherazad, suite sinfonica di Rimsky-Korsakov, che ondeggia dentro atmosfere orientaleggianti tra favola e dramma sotto la direzione appassionata e travolgente del direttore d'orchestra Daniel Cohen, partitura che dà spazio ad ogni registro dell'orchestra e che ha messo in luce tutto il grande organico presente sul palco per l'occasione. Gli applausi entusiasti del pubblico hanno concluso nel migliore dei modi una prima da sold out che apre la strada ad una stagione piena di sorprese che tutti confidano sarà altrettanto partecipata.